Però questo a sua insaputa è l'unico alibi falso che non è stato creduto. Quindi vuol dire che, sia pure, sebbene siamo il popolo più di bocca buona che ci sia nel mondo, non c'è un popolo di boccaloni come il nostro, onestamente, non avremmo potuto berci tutto quello che ci siamo bevuti, almeno su questo siamo sicuri che questa roba della mia insaputa non si può dire. Non si può dire. Ed è ottimo perché anche il TG1 alla fine, dopo una settimana, ha dovuto dare la notizia di Scajola. Per una settimana intera gli italiani si sono divisi in due categorie: quelli che leggono i giornali e che sapevano del caso Scajola, quelli che guardano il TG1 non lo sapevano. Leggo alcuni dei titoli del TG1 nei giorni in cui i giornali parlavano del caso Scajola e Minzolini no. A Milano il primo corso di Galateo per cani metropolitani e soprattutto per i loro padroni. È un corso per cani da riporto, molto frequentato anche da giornalisti televisivi e non. Seconda notizia. In Italia esistono ancora scuole per maggiordomi, e le tiene Minzolini, in alternanza con Vespa. Ai primi caldi prese d'assalto le gelaterie di Milano. Ma va? È un fenomeno inedito questo. La gente che al caldo va in gelateria. È dal nostro inviato. Ci vuole un inviato per raccontare questo bizzarro fenomeno. I primi caldi, le gelaterie. I produttori si scatenano con i gusti e le forme più stravaganti. Ecco, questo è importante. Non è che vai in gelateria e trovi un gusto e basta, ne trovi diversi dal nostro inviato. Ci sono gelatai che hanno diversi gusti. Ecco, questa era probabilmente la notizia rispetto al passato. È tra gli animali più pericolosi al mondo, ma una bimba australiana riesce a sopravvivere ai tentacoli della medusa cubo. L'emergenza medusa cubo era nota in tutto il mondo, si assiepano proprio gli inviati, i giornalisti investigativi di tutti i network presso alla medusa cubo. Il TG1 ha voluto essere fra i primi, anzi il primo, anzi l'unico direi, credo che sia l'unico telegiornale che si è occupato della medusa cubo. Queste sono le notizie del TG1, per cui questa sera Maria Luisa Busi ha dato le sue dimissioni da conduttrice del TG1 perché ha detto: non metto più la mia faccia per coprire questa merda. Concludo perché credo che ne abbiate abbastanza, non so bene che ora sia, ma credo che sia tardissimo. Volevo ancora dire una cosa, per evitare che si pensasse soltanto a uno scherzo quando io ho detto che sono tempi interessanti e appassionanti. Io penso veramente che siano tempi interessanti, perché nei momenti di crisi di sistema si aprono delle crepe. In fondo, quante indagini si sono viste in questi anni, indagini di magistrati, indagini di giornalisti investigativi, che si sono fermate lì? Quante volte ci siamo detti: ma quando vedo Anno Zero o la Gabanelli, il giorno dopo mi aspetto sempre le sirene della polizia o dei carabinieri che vanno ad arrestarne un bel numero e non succede mai niente. Quante indagini che inizialmente promettono bene poi si fermano dietro il no comment e il mi avvalgo della facoltà di non rispondere dei testimoni e degli imputati. Siamo invece in un periodo, quello succedeva quando il sistema era monolitico, quando c'era questo fronte compatto destra-sinistra, finta destra, finta sinistra, che facevano fronte comune. Adesso il sistema è estremamente frastagliato e divaricato. Sta venendo giù tutto, esattamente come nel 92. Fini contro Berlusconi, il partito del Sud e il partito del Nord, 2 PDL, uno in Sicilia, l'altro a livello nazionale. Quando le forze centrifughe prevalgono su quelle centripete è evidente che il monolite si sbriciola
e attraverso le feritoie, attraverso le fessure, attraverso le crepe passa di tutto. Per esempio non c'è più quella convenienza a fare tutti fronte comune se c'è divaricazione, e quindi voi vedete i risultati, vedete che c'è gente che parla quando viene interrogata ai magistrati, cosa che non succedeva prima. Vedete che ci sono persino dei giornali che scrivono. Non è un caso se il Corriere della Sera sta seguendo questo fatto della cricca con una presenza quotidiana di pezzi importanti che spesso danno la linea agli altri giornali, mentre nei mesi passati altri scandali li hanno digeriti e archiviati in 448. È evidente che in questo momento ci si rende conto che si può andare un po' più a fondo. Il fatto che la gente parla fa sì che le indagini vadano più in profondità, fa sì che si venga a sapere più cose, arrivano lettere anonime, come il caso Scajola non è mica stato scoperto dalle intercettazioni, è stato scoperto grazie a un anonimo che ha raccontato di questo tunisino che girava coi soldi in contanti, sono andati a beccarlo, ha detto che era vero, sono andati a beccare il commercialista che aveva cambiato i soldi in assegni, ha detto che era vero, Zampolini, hanno tutti dei nomi, no? Zampolini, il tunisino si chiama Laidi, poi c'è Trivelloni, no? Ci sono dei nomi veramente significativi anche. E quindi la partita è di nuovo aperta, non è una partita chiusa come quella che sembrava qualche tempo fa. In quel periodo di Tangentopoli e di Mani Pulite la gente comprava i giornali, perché i giornali informavano persino le televisioni e costringevano i giornali a informare, i giornali costringevano le televisioni a informare perché la politica indebolita aveva ritirato i suoi tentacoli e la politica, terrorizzata dall'indignazione di una opinione pubblica informata, rinunciò ai suoi privilegi nel 93. Il Parlamento degli Inquisiti ha abolito l'immunità parlamentare e si è tagliata le mani alzando ai 2/3 il quorum per l'approvazione di indulti e amnistie, che di solito erano lo sfogatoio con cui ogni tanto si salvavano destra e sinistra e una mano lavava l'altra, il che dimostra ancora una volta che non è vero che noi abbiamo la classe politica che ci meritiamo, perché l'opinione pubblica e i cittadini italiani sono molto meglio dei loro rappresentanti, ma è vero che quello che fanno i politici in realtà è quello che gli permettiamo di fare noi. Perché se loro si rendono conto che noi certe cose non le accettiamo, loro in qualche modo devono tenere conto. E Berlusconi, che ha più naso di tutti, anche se non è più suo, perché evidentemente gliene hanno trapiantato uno autentico, ha fiutato quest'aria e non l'ha fiutata da poco. L'ha fiutata da quando sono cominciati questi scandali qualche mese fa, tant'è che alla vigilia delle regionali ha cominciato a dire liste pulite, una cosa che diceva Grillo fino al giorno prima, maledetto e subissato di fischi da destra e da sinistra, perché quando Grillo diceva che in Parlamento non bisogna mandarci gli inquisiti, gli imputati e i condannati, veniva chiamato giustizialista. Dopodiché l'ha detto Berlusconi, l'ha detto. Non è che l'ha fatto, ci mancherebbe altro, glielo spiega Dell'Utri, le liste pulite, glielo fa capire lui che cos'è una lista pulita e gli ricorda soprattutto perché è nata Forza Italia. Però intanto l'ha dovuto dire, guardate che Berlusconi che pronuncia la parola liste pulite è come Fonzi quando dice ho sbagliato, chi ricorda Happy Days si ricorda che Fonzi non riusciva a dire ho sbagliato. Diceva ho sb e poi si fermava. Pensate a Berlusconi che deve dire liste pulite. Pensate quando ha dovuto annunciare al Paese una legge anticorruzione, Berlusconi che dice anticorruzione, cioè è contro natura. Pensate lo sforzo che deve avere fatto, non aveva mai detto prima d'ora quella parolaccia, anticorruzione. Ha dovuto dirla, non è che la fa, la legge anticorruzione, quella che hanno presentato in Parlamento è una barzelletta, però intanto ha dovuto dirlo. E adesso sta dicendo prenderemo provvedimenti, cacceremo le mele marce. Naturalmente che cosa dice, poveretto, fa anche pena. Dice sono casi isolati.